Buonasera a tutti, che emozione stasera. Dopo le parole di Don Antonio. Buonasera amiche e amici, è con grande emozione e profondo senso di responsabilità che vi do il benvenuto a nome dell'Associazione Amici della Biblioteca Civica Simpliciana a questo importante appuntamento dedicato alla nostra Basilica. La nostra associazione, che porta nel suo stesso nome l'eredità del nostro santo patrono, è lieta di proseguire la collaborazione con la parrocchia di San Simplicio iniziata a maggio di quest'anno, proseguendo la partecipazione attiva agli studi simpliciani avviati nel 2024, in occasione dei 1720 anni del martirio del nostro santo patrono. Questi studi, promossi dalla diocesi e coordinati dal direttore della Basilica, Don Antonio Tamponi, mirano a riscoprire e approfondire la storia della figura di San Simplicio attraverso convegni e ricerche storiche e teologiche. San Simplicio non è soltanto un monumento, è un simbolo identitario, un punto di riferimento spirituale e culturale per la città di Olga e per tutta la Gallura. È un luogo che parla di fede, di pietra, di tempo. E oggi siamo qui per ascoltarlo, per leggere le tracce, per comprendere la storia. La conferenza di questa sera nasce dall'interno del progetto San Simplicio, avviato nel 2018 dall'architetto Marcello Gabbiolo, con il contributo di un team multidisciplinare di professionisti e studiosi, e sotto la revisione scientifica della dottoressa Ludica Baccio. Un progetto che ha saputo unire competenze diverse, dall'architettura all'archeologia, dalla chimica alla storia dell'arte, per restituire alla comunità una visione più profonda e consapevole del nostro patrimonio. Siamo orgogliosi di poter contribuire a promuovere questo percorso di studio e valorizzare l'azione, convinti che la cultura non sia solo memoria, ma anche futuro, e che ogni pietra, ogni affresco e loro tracce, ogni dettaglio della Basilica possa diventare occasione di dialogo, di scoperta e di crescita. Ringrazio sentitamente i relatori di questa sera, a Marcello Gabbiolo, che abbiamo accolto quest'anno con orgoglio nella nostra associazione, Andrea Caretto e il rettore della Basilica Don Antonio Tamponi, per la generosità con cui condividono il frutto delle loro ricerche. Ringrazio il sistema musicale integrato della diocesi di Tempio Amburias per il sostegno istituzionale. Salvatore Carigalis, che darà un tocco geografico a questa serata, e Simone Poggi, che ha contribuito, anche lui come giovane dell'associazione, alla realizzazione di questo evento. E ringrazio voi, il pubblico attento e partecipe, e tutti i nostri associati, perché è nella relazione con la sua comunità che la cultura trova il suo senso più autentico. Buona serata a tutti. Buona serata e benvenuti a tutti quanti. Innanzitutto grazie mille a Don Antonio per l'opportunità di presentare questi lavori. Non sono altro che la pubblicazione a livello scientifico per conto della SAR, la Società degli Archeologi Medievisti Italiani. In particolare stiamo parlando del 10° congresso nazionale che si è tenuto dal 9 al 13 settembre tra Cividale e Udine, dove ho inviato, sottoposto un contributo per quella che è la Basilica di San Simplicio. E mille grazie ancora all'Associazione Amici della Biblioteca Simpliciana per il supporto, per avermi accolto e per avermi dato una mano incredibile nel cercare di realizzare questo lavoro. Il convegno, come potete vedere, San Simplicio, la struttura dalle origini ad oggi tratta proprio quello, il contributo che ho sottoposto alla SAMI, che è stato prima di tutto accettato, poi in secondo luogo in ambito scientifico si fa referato, cioè la revisione anonima da parte di esperti su quello che il contributo viene sottoposto, e dopo viene accettato, viene pubblicato in quelli che sono gli atti del congresso. Riguardo appunto la Basilica, io in questi anni ho presentato la Basilica insieme alla dottoressa Bacciu sia al 6° ciclo di studi medievali dell'Università
dell'Università di Firenze ed è stata anche in qualche modo la mia tesi di laurea magistrale. Ho passato dal 2018 sino al 2021 quasi tutti i giorni, esclusa la domenica, almeno 10 ore al giorno qui dentro. A fare che cosa? A rilevare tutto quello che si poteva rilevare, che si poteva misurare, che si poteva valorizzare, studiare da cima a fondo. Ma infatti il progetto, come avrete modo di vedere, se Don Antonio in seguito ci darà anche l'opportunità, la possibilità, non è solamente uno studio architettonico della struttura, ma è tutta una raccolta di informazioni e di indagini che riguardano la chimica, perché all'interno della basilica c'è della chimica, riguardano l'iconografia, perché all'interno della basilica ci sono tanti elementi iconografici, la geografia, perché riguarda appunto, si è toccato anche la vita di Simplicio, naturalmente l'archeologia dell'architettura, e infine il turismo religioso, perché sempre più ultimamente il turismo si sta dedicando, sta valorizzando non solamente i monumenti laici, ma anche quelli religiosi, perché fondamentalmente raccontano la storia della gente, raccontano la storia della popolazione, perché una chiesa è il connubio tra il volere del committente, cioè chi paga per la costruzione, perché qua c'è lavoro, c'è manodopera, c'è materiale e qualcuno deve anche pagare, e poi il volere della popolazione, perché col passare del tempo, chiaramente immaginatevi un sacerdote del Medioevo che ha pochissima liquidità, a chi si rivolge? Si rivolge ai propri parrocchiani che a livello di offerta svolgono lavori all'interno della propria chiesa, quindi tutte le crescite, tutte le modifiche sono un giusto contrasto, connubio o comunque modo di raffrontarsi tra un sacerdote e la popolazione che offre volentieri quello che è la chiesa. E nel realizzare questo studio, dove ci sono determinate caratteristiche, dove si è toccata l'analisi stratigrafica, si è individuato le unità stratigrafiche. Un archeologo non lavora solamente sottoterra. Sto andando. Ok. Stratigrafico si lavora per gli strati. Io con i bimbi delle scuole a cui insegno faccio sempre l'esempio della tavola di casa, ma potremmo fare anche l'esempio dell'altare, della mensa dell'altare. Il sacerdote o nostra mamma sopra la tavola mettono la tovaglia, dopo mettono i piatti. I piatti non sono tutti uguali, prima il piatto piano, poi il piatto fondo, poi i bicchieri, è quella la stratigrafia, cioè l'ordine di deposizione sulle cose. E quindi come c'è un ordine di deposizione, naturalmente in ambito archeologico l'ultima cosa che metti è quella più recente. E quindi un discorso del genere si fa per il suolo, si fa per il soprassuolo, si fa anche per gli elevati. Naturalmente gli elevati un po' il discorso cambia, perché c'è da sostituire una finestra, c'è da ampliare una finestra, chiaramente c'è da sfondare una muratura, ritagliare uno spazio più grande, poi riempirla e piazzare la finestra nuova come piace a noi. Mentre, come rimarcava Donato, lo studio agiografico è lo studio letteralmente dell'agios, è un termine greco, il santo, la vita del santo, la vita di San Simplicio, quello che ha compiuto, è una volta martirizzato quello che ci ha lasciato. Non torna, no, ho sbagliato.
prendiamo un po' il filo del discorso. Fare stratigrafia significa ragionare su certi crismi, su certi criteri, cioè una linea di metodo, una metodologia, le analisi delle murature, l'analisi del materiale. Non a caso in questi giorni è venuta giù o sta venendo giù la torre dei Conti a Roma, perché probabilmente chi è intervenuto a fare manodopera, a restaurare, non ha avuto un nucleo di riguardo, non ha verificato i materiali, non ha verificato alcuni punti che bisogna per forza tenere sotto controllo quando si trattano delle murature, soprattutto delle murature che hanno già una certa età, che sono sottoposte allo smog del traffico, delle auto, alla pioggia che porta a polveri sottili, a tanti fattori. E seguendo una linea metodica, delle primissime cose obbligatorie da seguire è una ricognizione sulle misurazioni. È stata fatta anche nella Basilica di San Simplicio. In primis, è doveroso sottolinearlo, dopo uno studio degli anni 50, non ricordo di preciso se fosse il 52 o il 54, da Raffaello De Longo, l'arte romanica in Sardegna, il primissimo studio che approcciava anche la Basilica di San Simplicio dal punto di vista di storia dell'arte, effettivamente quello che ha seguito, almeno per me personalmente, quello che ha seguito in maniera scientifica questo studio, a parte gli studi di Roberto Coroneo e di Renata Serra, è stato quello dell'architetto Antonio Caretto, che sicuramente conoscete tutti quanti. Antonio Caretto è stato insegnante al De Feo, già maturo, con una laurea di architettura, ha deciso di discutere, di iscriversi a un corso di beni culturali e di discutere una laurea in scienze dei beni culturali con argomento la Basilica di San Simplicio. Quindi vi lascio immaginare una conoscenza piena dell'architettura e delle sue leggi e una conoscenza piena dei beni culturali. Io per quello oggi vorrei cedere la parola ad Andrea, che è il figlio di Antonio. Grazie. Buonasera. Allora, innanzitutto colgo anche io l'occasione per ringraziare il dottor Marcello Priolo, ringraziare anche il Museo della Biblioteca Sempliciana e il direttore Don Antonio, appunto per avermi dato la possibilità di essere qui stasera e parlare appunto a nome di mio padre, del lavoro e dello studio nel corso degli anni, in particolar modo nella tesi appunto della sua seconda laurea in lettere e indirizzo medievale. Per citare proprio mio padre, appunto, potrei dire che questo effettivamente sarebbe un fausto sintomo di un risollevamento degli interessi nei confronti dei manufatti medievali, della Gallura e in particolare appunto di questa basilica. Dunque, gli studi di mio padre si concentrano appunto sui manufatti artistici medievali della città di Orbe del Suago, con un'indagine su fonti storiche, accademiche e talvolta sul campo, in merito appunto alla storia dell'insediamento di Olbia
Lorenzo. E inoltre uno studio appunto puntuale sui resti di castelli di Savaurazza, di Pedres, dell'isola di Molara e della torre di Seistana. Nonché effettivamente uno studio speciale dal punto di vista appunto prettamente architettonico, con un approccio anche scientifico della Basilica di San Simplicio, e appunto alle sue varie fasi costruttive anche. Questa chiesa infatti, che all'apparenza ci sembra comunque tanto austera, ovviamente conserva delle peculiarità e l'impiego anche di determinati manufatti più antichi, per cui si denota anche a opinione di mio padre come uno degli esempi più interessanti del romanico del nord Sardegna. Dunque, parlando di impiego, appunto di materiali costruttivi e di diversi manufatti di opere di epoca antecedente alla forma attuale della basilica, possiamo trarre come esempio sufficientemente recente anche infatti risale al restauro del 1984, la sostituzione con una base di epoca romana capovolta del capitello dell'ultima colonna a sinistra, adesso utilizzato appunto come base per un piano posto accanto al portale accanto all'ingresso, in cui appunto figurano delle teste di montone agli angoli e lateralmente invece delle forme che ricordano quelle appunto del viso umano. Inoltre, oltre ad altri vari esempi che potremmo fare magari un po' più espliciti all'esterno, anche dovuti al forte contrasto che possono creare magari per l'uso di diversi materiali, abbiamo anche esempi di reimpiego anche all'interno, altri esempi di reimpiego anche all'interno, come nel caso per esempio del secondo pilastro entrando sulla destra, che appunto sorregge il setto divisorio che divide la navata centrale dalla navata sud, in cui appunto troviamo il reimpiego di un capitello, anche questa volta capovolto, in cui appunto compare un bassorilievo con una mano che afferra le modanature. Appunto, trattandosi di un reimpiego, possiamo ipotizzare appunto un ripiego di elementi appunto di epoca più antica. Possiamo presumere che si tratti anche di una valenza dal punto di vista storico, religioso, anche artistico anche. Ci sarebbe dunque appunto da intelleggervi una valenza culturale e accessoria a quella storica, che può aprire sicuramente anche ad uno studio un po' più approfondito delle varie fasi costruttive della chiesa e degli elementi che la compongono. Per cui ringrazio nuovamente e cedo nuovamente la parola al dottor Capriolo per proseguire il discorso. Allora, come dicevamo, metodi di indagine, prima di tutto lo step fondamentale, come vi ho pronunciato prima, è la ricognizione e la misurazione. Una misurazione completa della basilica, che è stata fatta prima dall'architetto Careddu, poi l'ho condotta io personalmente, tutti indipendenti l'uno dall'altro, l'architetto Careddu, la mia personale, geometra Antonella Mancini, l'ingegnere Leonardo Sini e l'architetto Melania Isoni. Si è individuato corpi di fabbrica, le unità funzionali, sono state riconosciute e misurate tutte le unità stratigrafiche e murarie dal vivo, e poi si sono elaborati i rapporti stratigrafici. Questo chiaramente so benissimo che non significa nulla per voi. Per un archeologo, per un architetto, questi si chiamano eidotipi, non sono altro che i prospetti, le murature interne che ci interessano da studiare. I segni rossi contraddistinguono le unità, cioè come è cresciuta la basilica, e i segni rossi contraddistinguono anche gli elementi, cioè come è composta la muratura. C'è tutta una numerazione, la numerazione
continuazione sono i riferimenti alle unità che sono positive di costruzione, negative di demolizione e poi successivamente altre positive di riempimento e di crescita ancora. Quindi quello che vi dicevo prima, studiare e misurare le unità significa fare questo, vedere dal vivo, esame autoptico direttamente, fotografare la struttura e poi a casa tranquillamente seduti o anche di fronte alla struttura segnare quelli che sono i limiti dell'unità, delle unità e della costruzione. I rilievi, questi sono esempi di come sono stati fatti, come sono stati condotti i rilievi. Il fotografatore Denau che fotografa le colonnine nella Trifoli, l'architetto Menanisoli che con la sua rouletta fa direttamente le misurazioni, lo schizzo, l'ingegner Leonardo Sini che con la fotocamera fa la nuvola, realizza la nuvola di punti. Io e la dottoressa Baccio sopra un cestello a fotografare la trifola, oppure la stazione fissa del geometra Antonella Mancini. Questi sono, per poi disegnare, questi sono i rilievi fatti direttamente sulla struttura. Ma bisogna anche analizzare gli elementi, schedare le stratigrafie, gli elementi architettonici, il rilievo e capire quelli che sono stati i fenomeni che hanno intaccato la basilica. La basilica è in mezzo ad una piazza, è vicino a una strada, passa il traffico, molla, rilascia lo smog, piove, la pioggia rilascia le polveri sottili che può prelevare il lodo oppure può prelevare da tante altre parti, e quindi pian piano il granito, perché la basilica è stata studiata dall'Università di Sassari, dalla professoressa Mameli, che ha messo gentilmente a disposizione i suoi lavori, ed è composta sostanzialmente in granito grigio a grana grossa e granito a grana fine di color rosa. Non lasciatevi imbrogliare se vedete qualche elemento rosa, non è assolutamente né ibrite e neanche trachite, è granito, completamente granito, ad eccezione delle fasce di laterizi e di due aree che stanno esterni in calcare. Il resto è tutto quanto granito, probabilmente prelevato sopra questo tacco, perché noi siamo sopra un tacco di granito, o in parte prelevato dalla città unitaria. Qui nell'immagine potete vedere il rilievo delle croci di consacrazione che stanno all'interno dell'aula. Ancora lo stato naturale, dipinte di color rosso, e anche qualche rilievo tipo la formella di Balam che ha discusso la dottoressa Baccio in sede scientifica all'Università di Firenze, o anche il rilievo solare, il rilievo geometrico che c'è in facciata. Come vi dicevo prima, c'è lo studio dei materiali e la comprensione dei processi di deposizione e anche quello che succede successivamente. In particolare è stato fatto dalla professoressa Mameli insieme a Nardelli e Ancherchi dell'Università del Dipartimento di Chimica dell'Università di Sassari, dove ha individuato il tipo di materiale, le analisi mineralogiche e petrologiche, e poi pian piano in collaborazione ho iniziato a segnalare gli elementi di degrado o come si è degradato sia il granito che, ad esempio, l'immagine più grande, il serpentello che c'è nella colonnina, in una delle colonnine nella Trifora, o ad esempio pensare alla base cioè all'apice delle due colonnine che sono nella Trifora, c'è una crepa che interessa insomma parte della Trifora, o andare a vedere la base esterna delle lesene, delle paraste, dove potete vedere che il granito praticamente sta sfoliando, o l'azione umana, la frequentazione della basilica durante il primo conflitto mondiale, cioè i soldati hanno alloggiato qua all'interno della basilica, si dovevano riscaldare, hanno acceso qualcosa e nella parete a meridione la presenza di una traccia di fuoco, eccola, verso dove è puntata la torcia, praticamente tra il pilastro e la colonna, la potete vedere benissimo
è nera nella parete laterale. Questo no, di nuovo. Ok. Si fa anche l'analisi delle fonti letterali, cioè si crea un elenco di dati dove si va a spulciare tutte quante le informazioni raccolte dai testi moderni ed antichi. Ad esempio, ho voluto riportare una lettera da parte del 24 agosto del 1901 che la direzione del Regio Museo dell'Antichità di Cagliari manda al direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti sulle condizioni della basilica, dicendo: le medesime navate vennero modificate nell'Ottocento per dare maggiore capacità alla chiesa. I muri esterni furono sopraelevati di 2 metri circa, mozzando così la cornice di coronamento e richiedendo la sostituzione dell'antico coperto. Un archeologo deve imparare a vagliare le fonti. Cioè, è possibile che la chiesa sia stata demolita nell'Ottocento e rialzata? È da poco che il dottor Amucano ha discusso su un dipinto ritenuto da Aurelio Spano nel 2000 relativo ad un pittore, William Light, che nel 1829 dipinge un panorama di Olbia che riprende la basilica dal lato settentrionale. E questa è una fonte figurata. Ma se quella fonte figurata nel 1829 ci fa vedere che la basilica è integra come noi la conosciamo, allora ci viene da pensare che la lettera inviata dalla direzione del Regio Museo è sbagliata, è un errore consolato. Tant'è che poi nello studio Paris per il convegno da Olbia a Olbia del 1500 anni di storia, nel suo studio riporta un altro particolare che annulla completamente quella lettera. Per ragioni di ordine economico e artistico i lavori non sono mai stati fatti, quindi affermare che la basilica è stata nell'Ottocento alzata di 2 metri e mezzo, passatemi il termine, è stata una grossa panza, una dichiarazione falsa, insomma. Come l'analisi delle fonti si può fare anche su altri documenti, come ad esempio questa riproduzione che c'è in Piazza Regina Margherita, che personalmente ritengo un falso, perché la struttura medievale dell'allora civiltà, inquadrata con 2 torri o muraglione, viene accostata all'immagine di San Simplicio. Ma perché affermo un falso? Perché su San Simplicio, non so se il mouse si vede, viene disegnato il campanile a vela del 1845. Quindi nel Medioevo non ci può essere una riproduzione della chiesa di San Simplicio che ha un campanile a vela fatto nel 1845. Analisi delle fonti. Questa è una tabella dove è pubblicata con tutte le misurazioni della basilica, dimensioni interne, dimensioni esterne, specchi, lesene, intercolunio, distanza delle dimensioni delle navate, dimensioni della navata principale, tutto è stato misurato. E quello ci ha permesso di dire, di vedere, di capire come la Chiesa che noi vediamo adesso è cresciuta. Gli elementi originali di una piccola chiesetta dalle dimensioni di 20 metri di lunghezza rispetto ai 30 attuali e 13 metri di larghezza. Il capitello delle Strigili, che con la dottoressa Laccio abbiamo sottoposto al 18° congresso internazionale di archeologia cristiana ed è stato pubblicato, ve lo vedete? La fornella di Balan che c'è in facciata, sottoposta al 7° convegno di Nume latino medievale dell'Università di Firenze,
è accettata. Un'altra formella con motivo geometrico, io non so se riuscite a coglierla, ma a tracce di intonaco, la basilica era completamente intonacata, dentro e fuori, è stata grattata completamente. Una delle colonnine che centrifona, la seconda colonnina che centrifona, e poi una meraviglia. Cedo la parola a Salvatore Caligaris. Grazie al professor Carbone per avermi ceduto, grazie a Marcello per avermi ceduto la parola. Ed ecco, sì, se devi mettere la foto, per cortesia. Allora, oggi noi parliamo dell'ictus, che è una parola greca, no? Naturalmente, vuol dire pesce. È una parola antichissima, è già attestata nel 21° libro dell'Iliade, al verso 21. Si parla dei pesci al plurale vuol dire anche il mercato del pesce di Atene. E ci serviamo di questa immagine perché questo diventa il simbolo sicuramente più conosciuto e più enigmatico di quella che è la chiesa delle origini. Sicuramente ci aiuta perché non è il rilievo effettuato sempre dal dottor Camillo, da Marcello. Spero che riusciate a vedere il rilievo anche sulla pietra, che inizia qua con la spina del pesce e finisce qua. Questo è il rilievo effettuato in scala con le tecniche. Ecco, e ci serviamo di drachme per parlare del pesce, perché i cristiani dei primi secoli vivevano immersi in un mondo che era per metà pagano e per metà cristiano, con una sostanziale differenza. Il cristianesimo non era accettato, lo sappiamo, nel 66 circa iniziano le persecuzioni contro i cristiani e quindi c'è la necessità di condensare e anche di rendere criptico un messaggio di riconoscimento. Dice proprio che viveva nell'intreccio di due mondi simbolici e che quindi la fede, la sopravvivenza della fede al tempo, che non era qualcosa di instaurato come oggi, doveva passare anche attraverso i secoli. Era necessario non rendere aperto a tutti all'inizio la fede. E vi faccio vedere un altro tipo di segno che noi troviamo sempre inerente al pesce, che presenta dentro la parola ictus. Questo è, per così è più chiaro per tutti, è lo specchietto del vocabolario Montanari che io ho riportato qui perché ci serve il punto B, quello cristiano, perché la parola ictus la parola ictus durante l'epoca cristiana diventa un acronimo che indicava Jesus Christus, Theotokos, Soter, Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore. Questo messaggio, questa parola che all'inizio vuol dire pesce, subisce questa reinterpretazione semantica, quindi una reinterpretazione del significato, solo in epoca tarda, con la Grecia, quella più con la Grecia, ecco, prima anche il termine, scusate, con la Grecia ellenistica e tardo-antica, il significato del pesce è già legato a un qualcosa sulla vita nell'acqua, la vita dall'acqua, ed è come elemento generativo. E il cristianesimo primitivo a elaborare questa teoria dell'acronimo, ecco, è appunto B, monogramma di Cristo. Veniva posto dentro il pesce perché noi che siamo tutti cristiani qua dentro vediamo il pesce, diciamo ok, qua ci sono i cristiani. Un persecutore passava e se conosceva il greco, perché ecco, i romani erano perfettamente bilingue, diceva vabbè, magari qua si vede del pesce, magari faceva questo ragionamento molto facile. Questo acronimo, come ho detto prima, riprende anche una formula, questa formula sintetica della fede trova dei paralleli in una lettera di una confessione di Giovanni 10:9. Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo. Questo uso dell'acrostico, per indicare in un certo senso anche questo verso della lettera che non ho riportato sull'internet, risponde alla duplice esigenza, come detto prima, criptare il messaggio, nel senso noi ci capiamo perché siamo cristiani, ma anche condensare in poche parole, in una parola in questo caso, il mistero principale della nostra fede, il credo, no? Quindi l'identità divina di Gesù, la sua funzione salvifica universale. Ecco, qualche secolo dopo un grande pensatore cristiano, nella sua omelia, dirà che Cristo Cristo è un pesce che vive nelle acque del mondo, ma non è contaminato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Cristo è dentro il mondo, cioè è tra di noi, ma non è macchiato del nostro stesso peccato, perché lui ha un'origine divina e quindi non può essere come noi. No, il pesce in questo senso diventa anche un attimino un'immagine del verbo incarnato, no? È il verbo un caro fatto onesta, il verbo si fece carne, perché Cristo è presente nella realtà terrena, ma non è soggetto alla corruzione a cui siamo soggetti noi. No, questo è molto facile. Le prime attestazioni di questo simbolo risalgono al secondo e al terzo secolo d.C., naturalmente, nelle catacombe di San Callistio e di Domitiglia. Talvolta, ecco, esiste anche questa formula ipsis zonton. Zonton è un participio, vuol dire dei viventi. Quindi Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore, di coloro che vivono. L'ultima parola della parola in greco ipsius è un sigma al mare, così non è una ecco, giusto per chiarirci. Quando finiscono le persecuzioni, inizia il periodo in cui il cristianesimo è accettato, rimane comunque il pesce, non va via, ma mi sento di citare questo esempio un altro grande pensatore che è il grande Clemente Alessandrino, che dice che i cristiani è naturale che debbano usare dei pesci, dei simboli come i pesci, come l'anfora, perché il loro sigillo, dice il nostro sigillo di noi cristiani è Dio, quindi il pesce è qualcosa di immediato e di non idolatrabile, perché no, magari però il centro della nostra fede è Cristo. Quindi in conclusione il pesce è anche metafora di quella fede che non si legge solo con gli occhi ma con il cuore. Grazie. Ecco qua, andiamo avanti. Schizzo, questo è uno schizzo personale, per mostrarvi come originariamente doveva essere la basilica. La basilica di San Simplicio, costituita solamente dai primi 4 archi che potete vedere sia alla destra che alla sinistra e terminava nella seconda coppia di pilastri, dove Andrea prima, sottolineando il lavoro di Antonio, ha rimarcato l'attenzione su un capitello che adesso è rivolto verso la facciata e, come potete vedere alle mie spalle nell'immagine, ha una mano, la mano di Dio, che sorregge due fascicoli, potrebbero rappresentare 2 pergameni, potrebbero rappresentare l'Antico e il Vecchio Testamento, cioè il Vecchio e il Nuovo Testamento. Lasciamo la parola agli esperti magari per definirlo meglio, ma è comunque un elemento particolare perché è messo in una posizione in quella che doveva essere il punto della primissima facciata della basilica. Forse stava ad indicare il punto di posa della prima pietra, forse, e chi ha ampliato, chi ha fatto crescere la basilica l'ha voluto ricordare per quel motivo, ma chissà. Ragionando dal punto di vista architettonico, noi stiamo trattando
su cui giacciono gli estradossi, cioè la cima degli archi. I primi 4 sono tutti quanti appaiati sulla stessa linea. I capitelli sono tutti quanti appaiati sulla stessa linea, come è a meridione e anche a settentrione. E se ci fate caso dall'immagine, una volta che si superano i 4 archi, il quinto è molto più basso, nonostante abbia delle basi molto più grosse e dei capitelli molto più grossi rispetto al corpo principale. Qui in questa immagine si vede di più. Insomma, tutta questa prima parte della basilica è tutta omogenea. Gli archi hanno la stessa quota, le imposte hanno la stessa quota, le navatelle hanno la stessa quota, cioè c'è stata un'unica mano che ha fatto i primi 4 archi della basilica. Le unità di misura in questa prima porzione, quella che io individuo come la chiesa originaria che è stata provata scientificamente, è il piede di Liut Prado, 0,49 cm, con multipli e sottomultipli, vertiche e quanto altro. Dalla seconda coppia di pilastri in poi la mano è un'altra. È come se la basilica fosse fatta in 2 tronconi, questo in piano, l'altro in pendenza, quindi 2 mani completamente diverse. E questo non si può notare solamente all'interno, ma si nota anche all'esterno. Chi è il responsabile di questo? Siamo attorno al 1090, quando il giudice locale Tolchitorio impedisce agli ordini monastici di entrare e stabilirsi nel territorio. Un monaco, Giovanni, che c'è a Posada, che risponde all'ordine dei Vittorini di San Vittorio di Marsiglia, scrive al priore della pazzia, che a sua volta scrive al Papa Urbano II. Siamo tra il 1088 e il 1090. Cosa fa Urbano II? Richiama Tolchitorio la prima volta, lo richiama la seconda volta. A Tolchitorio, il sovrano locale, non interessa cedere della propria terra agli altri, ai monaci. Tolchitorio viene scomunicato. Dove? A Bonarcalo, perché Urbano II riunisce tutti i giudici davanti alla chiesa di Santa Maria di Bonarcalo e scomunica ufficialmente Tolchitorio. A Tolchitorio non interessa questo e continua a regnare sino a quando muore. Poi nel 1113 la moglie Padovesa inizia a fare donazioni all'Opera di Pisa per la ricostituzione dell'anima sua e dei propri cari defunti. È proprio in quel momento che il Papa Urbano II, per evitare che localmente si generi un'altra situazione come quella che ha lasciato Tolchitorio, evita che qua vengano nominati dei vescovi. Ne nomina uno, l'arcivescovo di Volterra e di Pisa, Daeberto Lanfranchi, una persona importantissima allora. Diviene primate delle chiese della Corsica e della Sardegna. È titolare della diocesi di Civita e di Valtellino. Ed è colui che chiama la primissima crociata, guida la primissima crociata che sconfigge i Saraceni a Gerusalemme, viene conquistata a Gerusalemme e diventa il primo patriarca di Gerusalemme. Ecco chi è probabilmente quello che per celebrare. Scusami Marcello, per una questione tecnica, c'è nessuno che viene dalla Svizzera qua che ha parcheggiato una macchina qui a San Simplicio, non credo. Bisogna cercare di vedere se no, sono d'accordo anch'io. Anche mi sembrava strano, va bene, possiamo continuare, perché hanno preso un passo per l'aria. Ed ecco Daeberto, primo patriarca di Gerusalemme, vescovo di Civita, che probabilmente fa innalzare la basilica a livello attuale e la fa crescere di ulteriori 2 archi, non l'ultima, 2 archi e basta. E andiamo a vedere, e la basilica vecchia, la piccola chiesa, deve essere assemblata alla chiesa nuova. Quindi esternamente, a settentrione, la vecchia soglia, il vecchio ingresso dove
spero si veda la stratigrafia muraria del vecchio impresto, viene adattato allo specchio moderno. Gli specchi vicino, cioè le porzioni di muro nel lato meridionale e nel lato settentrionale vicini all'abside, hanno una larghezza di 2,30 m, 2,32 m e 2,38 m e marcano, evidenziano un certo stile, mentre quelli vicino alla facciata esternamente hanno una dimensione di 2,70 m, due mani completamente diverse, una che ha realizzato questa parte della basilica e quella, la prova esterna, di un'altra mano che ha realizzato quell'altra parte della basilica. Quindi vi dicevo, una piccola porta che viene adattata, io nel disegno l'avevo riproposta ad arco, perché abbiamo una caratteristica, per chi può notare, il terzo filare di cantoni di granito non è orizzontale, ma è verticale, quindi ci sta a mostrare che probabilmente qui c'era un arco che è stato raddrizzato ed è stato assemblato come una parete dritta, insomma, per adeguare la vecchia costruzione alla nuova muratura. E guarda. Poi, clariscorio, punto della luce. Eccolo qua. Dove finisce i laterizi? I laterizi sono la sostituzione del tetto delle navatelle. Il tetto della chiesa originaria era completamente in legno. Carrera, il funzionario della sovrintendenza, con gli ultimi due sondaggi, uno nel lato meridionale e uno nell'abside, ha trovato che nei depositi stratigrafici c'erano delle lastre di ardesia ed era la vecchia copertura della basilica prima delle tegole, che quella copertura probabilmente aveva problemi di infiltrazioni di acqua piovana. Dove? Nelle navatelle, perché come potete vedere le imposte per il tetto di legno, ok? E la soluzione dei laterizi è stata una soluzione probabilmente utilizzata quasi subito per evitare che nella chiesa piovesse dentro, insomma. Quando poi deve essere sopraelevata la basilica, come ho sottolineato nella slide, potete vedere lo strato di laterizi. Qui è di poco meno di 1 metro, nel lato meridionale è 1,5 metri, cioè è una grossa quantità e probabilmente vicino alla prima imposta del vecchio tetto addirittura c'è una soglia. Mi viene in mente, visto che sono stati rimessi i mensoloni al loro posto, che ci fosse sopra di noi una specie di soppalco, come a Bisaccio, un capitolo dove il vescovo della basilica incontrava il resto del capitolo e l'accesso probabilmente era esternamente, come a Bisaccio, con una scala esterna per la fruizione di questo soppalco. Okay? Torniamo al punto, all'allungamento. Come potete vedere, sia a settentrione che a meridione, i filari di granito cambiano, da filari fini diventano improvvisamente grossi, e quello è il punto, l'ho marcato con le linee rosse, il taglio, cioè dove si fermava la chiesa originaria e poi dove è stata allungata la chiesa voluta da Deberto Lanfranchi, il vescovo nuovo. Come vi dicevo, oltre a vedersi internamente, si vede anche esternamente, perché se voi andate nel lato meridionale e iniziate a contare gli archetti, i primi 10, come vi mostra l'immagine, hanno una certa quota. Da quello in poi, dall'11° in poi, la quota è più alta, una mano diversa, che non usa le stesse unità di misura della chiesa originaria. Ma non si nota solamente a piano terra, insomma, a livello d'uomo, insomma, ma si nota anche nella parte alta. L'ho voluto rimarcare proprio a fianco ad una monofora dove il taglio
si vede proprio una linea di filari grossi che diventa improvvisamente fine, un concio a L che indica il cambio di tecnica muraria e quindi la crescita della basilica con un'altra unità di misura. Ma per chi è curioso, si vuol mettere una bella giornata di sole alle spalle dell'abside, lo può vedere tranquillamente, è ben marcata una linea netta che mostra appunto quella che è la crescita in altezza della basilica. E per gli occhi più attenti, magari una bella giornata in cui il sole entra, no, è qua, oltre il paravoce, tra le frecce del tetto, una croce fissa, cioè una croce scolpita nel granito. Esternamente è stata tamponata, internamente è ancora aperta, insomma. L'accrescimento della basilica, come dicevo, si può vedere anche esternamente nella muratura e spero che le due immagini ve lo mostrino. La freccia gialla in tutte e due le immagini indica un certo tipo di muratura, senza stucco, senza fughe, senza niente, mentre la freccia rossa, che è quella della facciata, che è quasi il tratto di chiesa in prossimità della facciata, è molto più rifinito, addirittura sono state stuccate anche le fughe. Quindi una mano ulteriormente diversa. Per poi lasciarvi la chicca, insomma, l'ultimo arco prima della controfacciata. Guardate, lo potete vedere anche da qua, senza guardare le slide alle mie spalle. L'arco parte da una certa quota e poi è sbilenco, finisce ad un'imposta molto più bassa su quella che è la facciata, cioè una terza mano. Probabilmente quell'ultima fase dove la seconda facciata viene spostata e viene creata la facciata che noi conosciamo attualmente è stata fatta nel XIII secolo, perché ci sono degli elementi particolari. Uno, guardate un po' l'arco sopra l'ingresso, si chiama, il termine tecnico è un arco a sesto punto depresso, che è molto diverso dall'arco a tutto sesto che c'è sopra l'abside, alle mie spalle, che quindi quello è già il segnale di un periodo successivo. Andiamo a vedere la facciata. Guardate, il doppio spiovente non è a piombo con l'ingresso, i lati della trifora non sono a piombo con l'ingresso, addirittura probabilmente l'ingresso è sfalsato di circa 50 cm rispetto alla trifora, perché probabilmente chi stava rifacendo la facciata, cioè l'ha spostata dal penultimo arco alla posizione che è adesso, nel cercare di rimontarla ha sbagliato qualcosa, perché c'è stata la necessità di allargarla. Prima l'arco a tutto sesto dell'ingresso parte bene e poi diventa sbilenco, cioè si crea un altro arco, cioè c'è una mano diversa che non riesce a riprodurre l'arco originario che avevano spostato. Ma questo difetto lo si vede anche perché uno dei due stipiti, guardate qua la freccia rossa, è fatto arretrare e quindi si deve smussare il pezzo, la base, la scarpa della chiesa per far ritornare lo stipite. Quando è stata fatta la facciata? Io prima vi ho detto XIII secolo, 1200. Allora, l'immagine di destra è la nostra controfacciata, San Simplicio, un filare che è stretto, poi diventa largo, un altro filare che è stretto diventa largo. Guardate quest'arco, ha una chiave di volta, questa pietra centrale, sottilissima, sottilissima. E guardate l'arco che c'è, e guardate l'arco che c'è a sinistra. Somiglia a San Simplicio? Domanda, sono io che lo chiedo a voi, somiglia, sì o no secondo voi? Sapete dov'è questo? A Volterra. Casa Toscano. Giovanni Toscano.
chi è? Giovanni Toscano è il tesoriere di Enzo di Sardegna. Chi è Enzo di Sardegna? Meglio conosciuto come Heinrich di Einstaufen. È il figlio di Federico II di Svevia che viene, convola a nozze con Adelasia, la vedova del re locale, del giudice locale, la vedova di Ubaldo Visconti. Viene fatta sposare con il figlio, il terzogenito dell'imperatore, quello che noi conosciamo come Enzo di Sardegna. È ricchissimo. Il figlio dell'imperatore viene nominato come re di Sardegna. Ha un tesoriere e probabilmente è lui che con le sue manovalanze, le manovalanze che hanno lavorato a Volterra per costruire la sua casa torre, interviene e fa la facciata. Perché l'arco di San Simplicio, lo vedete anche con le imposte laterali, è identico all'arco all'ingresso della casa di Giovanni Toscano, con le due imposte laterali. Abbiamo una calibrazione con quest'altro elemento. In facciata ci sono 8 sedi per bacini, per maioliche, e con il controllo di questi bacini abbiamo individuato che c'è ancora qualche maiolica sotto l'intonaco che ricopriva completamente la chiesa. Questa maiolica, secondo sia i lavori di Berti e di Marcella Giorgio e anche di professor Milanese, è distribuita qua in Sardegna dall'XI secolo, cioè dall'anno 1000, sino alla metà del XIII secolo, cioè sino al 1250. Quindi siamo perfettamente in linea con il matrimonio tra Enzo di Sardegna e Adelasia, 1238 dovrebbe essere. Quello è già un altro elemento che ci indica che probabilmente la facciata è stata realizzata in occasione del matrimonio. Io non so assolutamente se il matrimonio è stato celebrato qua o è stato celebrato da altre parti, perché non c'è nessuna notizia certa in base a quello, ma quello è un elemento che probabilmente ci dà una datazione di rifinitura della basilica. Ma non è l'unico, perché in una delle colonnine della Trifara, come capitello, abbiamo 4 aquile, 4 rapaci con le ali spiegate, e i colori dominanti sono il giallo, il bruno, il rosso e qualche puntino nero. A me è venuto in mente che fossero dei gheppi addirittura, perché i ranghi della nobiltà venivano espressi attraverso la grandezza dei rapaci e le tipologie dei rapaci, ed è praticamente il simbolo della famiglia Einstaufen, cioè la famiglia di Federico II di Svevia. Un elemento simile, molto più rifinito, l'ho trovato solo dove? Alla Sacra di Torino, la Sacra di San Michele a Torino. Riassumendo, la basilica era probabilmente piccola, 17 massimo 20 metri per 13 di larghezza. Rifacimento del tetto, anzi del tetto delle navatelle, con i mattoni di terracotta per via della Coppevana. Innalzamento della basilica, allungamento di ulteriori 2 archi, e poi l'ultima condizione, quella che noi sappiamo, conosciamo, è la basilica di adesso, quella attuale. Sempre sperando che magari in futuro Don Antonio ci dia ancora un altro spazio. Oggi ce ne siamo presi un pochino tanto. Vi ricordo il rilievo della Formella che la dottoressa Baccio ha pubblicato per il 7° ciclo di studi medievali per l'Università di Firenze, il capitello delle facce o delle vestigi che abbiamo pubblicato insieme alla dottoressa Baccio per il 18° congresso di archeologia internazionale di archeologia cristiana, e poi, sperando che si veda, questa è proprio l'ultima, osservate, questo è un ingrandimento sull'affresco di San Simplicio,
l'affresco che noi conosciamo è dipinto sopra un altro affresco, ma dovremmo vederlo, dovremmo analizzarlo meglio. Niente, ho messo l'ultimo pensiero: esiste un posto in cui si percepiscono la cultura e la storia di un luogo antico, un posto in cui si respira l'aria dei martiri e dei primi cristiani. Abbiamo visto Ittis, il pesce dei primi cristiani, un posto che ci insegna a lottare e faticare per portare avanti nuovi studi e progetti. Questo luogo è la Basilica di San Sulpicio e Ionia. Grazie a tutti. Vuoi accedere alla Basilica, posso dire alcune cose prima, poi usiamo tutti questi bravi ragazzi che sparecchiano. Vi saluto io in 3 secondi perché ringrazio Marcello nella seconda parte. La un'altra strada, l'importante è che non vi salutate l'uno l'altro, la prossima volta entriamo in media stress, no? Perché sennò, però l'abbiamo in sotto San Simplicio, in modo tale che questa cosa possa anche avere anche altra trattativa, altra conoscenza. Avete visto che è un po' complesso vivere tutta la Basilica. Io ho qui lo studio che è dentro questo testo del grande congresso che avevamo detto, poi Caligari mi ha tradito, che avremmo potuto vendere presso il museo. Poi così era una cosa perché tu mi hai detto facciamo la finta del libro, io ti ho detto no, ve ne occuperete presso, scusate, la biblioteca, non il museo, invece non ve ne siete occupati. Ma questa volta poi lo ricercheranno, io darò notizia di questa cosa. La cosa importante che avrete notato è che ci sono tanti, questo focalizzeremo la prossima volta, no? Lo faremo più divulgativo la prossima volta, in modo tale che chiunque ci sia, anche se ci fosse il turista, attraversando la Basilica si possa apprezzare punto per punto, dette anche quelle cose, perché capite, se iniziamo le stigi, io bisogna tradurre le stigi, no? Perché bisogna parlare a tutti. Con tutto vi ringrazio della competenza. La prossima volta scenderemo di un gradino, però, per affetto. Vi do una notizia di stasera che mi fa un immenso piacere, credo anche a Marcello Capriolo, soprattutto perché ho vissuto qui notti e giorni, anche il giornettino chiamato Marcello Capriolo come Basilica, che per grazia di Dio la soprintendenza ieri ha approvato di togliere queste reti, questi vetri orribili che ci sono, questa tragedia che mi è capitata, di queste tremende finestre che opacano le monofore, che sono dozzinanti, perché veramente non fu una grande opera, oltre che creano freddo alla mia gente, caldo alla mia gente, ma sono bruttissime. Vi ricordate, io li odio, forse perché ho questo ricordo, anche se amavo moltissimo le galline, perché noi le avevamo nel pollaio, nella campagna di mia nonna, questi vetri con la rete non mi posso sopportare. Sarà sostituita la finestra della trifora con una finestra più leggera, primo per motivi di sicurezza, meglio voi se sta una cosa di quel peso, e poi per la apribilità, sarà apribile elettronicamente in modo tale che la Basilica respiri, perché come ha detto Marcello è viva, quindi ha bisogno proprio di respirare, di sopravvivere a tutti gli eventi che ha già vissuto. E quindi abbiamo avuto quest'altro dono, e poi fuori finalmente avrà una sua illuminazione personale, quindi si vedrà sollevata da terra quando si passerà finalmente con la macchina, perché uno, l'hanno detto tutti i presenti che hanno studiato molto più di me la Basilica, anche se alcuni sono più giovani di me, io vengo tanto dopo perché vengo 6 anni fa, e quindi la Basilica sembrerà sollevata da terra di notte, finalmente si apprezzerà lì, e non come direbbe Sgarbi Birilli, non voglio aggiungere parole, nella piazza, scherzando così chiaramente, perché questa non è una piazza, intanto metà è un sagrato, Marcello ce lo ricorderebbe, l'altra metà è una piazza. Un sagrato è un luogo attinente al pronao di una preghiera, però vi ho aggiunto una parola apposta per dire che così tante parole faremo una serata di Explicatio Terminorum, che è molto importante, perché dall'Ixus, no, come ci ha detto lui, quel pesce che poi sopravviverà tantissimo nei fonti
dei fondi battesimali, scusate. In questo fonte no, abbiamo un regalo che ha fatto a me Ratzinger, perché il fonte era molto bello, antico, e da Papa Ratzinger ho chiesto attraverso un segretario del comune amico di regalarci questo bellissimo, perché è un bronzo antico del Vaticano, questo bellissimo San Giovanni Battista che vedete lì, e insieme vi regalo infatti lo stemma della Santa Sede che ho messo sotto la sede della Basilica, no? Le chiavi delle bussate, noi abbiamo diritto a mostrare le chiavi delle bussate e l'ombrello basilicale, che sono dei segni che vi voglio indicare ancora. Ho finito ricordandovi che anche due pezzi mi dolgono molto, visto e considerato che ci sono degli avanzi, come Marcello ha ricordato, avanzi molto preziosi, come quel peccato di mezza colonna messa lì solo per fare il tavolino d'ingresso per vendere la famiglia cristiana negli anni 40, sembrava. Ecco, quello io spero che torni a significare qualcosa, perché noi abbiamo questo orribile amore, lo vedete, no? Che in questo granito stupendo, cioè non so come potuto entrare, ma per fortuna sono tutti pezzi che si possono togliere perché sono leggeri. E invece l'altare è stato già il terzo, perché poi dopo questo appalto agganciato ne ho un altro, aggiusto il tetto, poi ne ho un terzo. Questi sono già finti, per grazia di Dio, perché tu, devo dire, un giorno racconterò una storia un po' complessa, la dirò al 9° anno. Diversi politici mi hanno ascoltato e io ho detto salvate la Basilica, ecco perché abbiamo tanti appalti. L'altare, per grazia di Dio, andrà via, perché ci vuole un altare inclusivo e basilicale. L'altare lungo non è basilicale, perché Marcello queste cose le sa, e inclusivo, non è inclusivo come lo usate oggi, che vuol dire fare un quacervo di persone e metterli fuoco, no, inclusivo della reliquia di Simplicio, che come sapete deve stare sotto l'altare, perché il martire è il Cristo. I martiri romani testimoniale, i martiri stanno sotto l'altare perché sono elumi, che un tempo invece ricorderete che sopra l'altare c'era una pietra di solito rettangolare, quando toglievano le tovaglie e le avvenevate, chiamata pietra sacra, si mettevano lì le ossa dei martiri, non è più consentito, per ricordare questo doppio movimento. Io vi ringrazio, siete stati in tanti, sono contento che vi colpisca e amiate questa basilica. Io il primo giorno che ci ho detto a me ho detto no, adesso non potrò dire nessuno sa l'emozione che si prova in questa chiesa nostra, e quando entrano, devo dire, benché più piccola di altre chiese sarde dello stesso periodo, rimangono intanto scioccati che non è black and white, il famoso romanico pisano con le linee nere, che io tra l'altro non amo, quindi ringrazio il Signore, è tutta romanico lombarda, quindi è molto gallurese, se volete, nel senso che non abbiamo permesso l'ingresso della pietra nera, diciamo tipica per esempio del Sassarese, eccetera. Ci siamo tenuti questa particolarità, che è molto elegante, no? Veramente molto elegante, perché non è interrotta da questa motivazione un po' dalmata, diciamo, della vita, e questo mi piace molto. La Basilicata che ha ancora tanti segreti e anche tante cose da mostrare. Io vi ringrazio, sono stati bravi, molto bravi, ringrazio anche le persone che non ci fossero, che hanno dedicato, ci sono anche persone che sono passate ad altra vita, ma che hanno dedicato tempo allo studio di questa chiesa, che è uno, spero veramente un gioiello magnifico. Grazie infinite di tutta la vostra